Chic, irresistibile e afrodisiaca. Esatto, hai capito bene, stiamo parlando dell'ostrica. Qui siamo nel Parco Naturale Regionale del Delta del Po, che ci regala veramente tantissime perle, ma quella più preziosa è lei, l'ostrica, ma non una qualsiasi, l'ostrica rosa. E vuoi sapere cos'è che dà quel caratteristico colore rosa che dà anche il nome a quest'ostrica? Non è la specie, bensì l'irraggiamento solare. Se quest'ostrica è una tra le più ricercate in Italia e tra le più ricercate in tutto il mondo, è per le sue caratteristiche uniche. Intanto la sua forma rotondeggiante e poi la carne proprio dell'ostrica. L'acqua della laguna è molto nutriente e questo fa sì che la carnosità di quest'ostrica sia molto particolare, croccante e che sia bella piena. C'è tanta ostrica da mangiare. Queste sono le ostriche in affinamento, che da così diventeranno ancora più grandi, ed è l'ultima fase del processo di allevamento proprio dell'ostrica. È un metodo molto antico che Alessio ha riadattato proprio per queste acque. Questo metodo simula proprio il moto ondoso e il ciclo delle maree, in modo che le ostriche diventino più resistenti, ma anche che rispecchino quanto di più la naturalezza di questo prodotto. E la cosa bella è che è tutto sostenuto da energia rinnovabile. Il Parco Naturale Regionale del Delta del Po è tutto da scoprire. Bici, canoa, gita in barca, natura e gusto. Informati sul sito parcodeltapo.org. Ma che poi alla fine si dice ostrica o ostrega? Ostrica. Ah, ostrega. Vabbè, cin cin.